TTG Travel Experience è di prossima data. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono molteplici. Si parte sicuramente da un progetto estremamente importante che si chiama Think Future, dove all'interno di una serie di arene poste dentro Rimini Fiera si parlerà dello sviluppo, della crescita e dell'innovazione in questo settore, cioè nel comparto turistico. Avremo la presenza di personaggi molto noti, alcuni studiosi, e vi saranno delle ricerche di mercato estremamente interessanti su tutti i segmenti, compreso il segmento che oggi desta maggiore interesse, che è il segmento del lusso. Come si sta evolvendo il turismo del lusso nel mondo? In questo momento è una fascia, un segmento che è l'alta gamma è in grande crescita, dove comunque c'è una richiesta di personalizzazione del servizio sempre più alta, unicità, quello che si diceva prima, e quindi diciamo che è forse il segmento con più possibilità di sviluppo e di crescita anche per i prossimi anni, anche in termini di redditività per le aziende, ecco. La Sardegna come viene posizionata secondo il tuo punto di vista? La Sardegna ha un grandissimo potenziale, sicuramente. Al momento sfrutta già in parte tutto questo prodotto, cioè tutto quello che è l'alta gamma lo sfrutta in parte, può fare molto di più se riuscirà nei prossimi anni a destagionalizzare e a innalzare ulteriormente i servizi, perché il problema vero e la sfida con tutti gli altri paesi del Mediterraneo sarà la questione della qualità del servizio. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.